Anche in Sicilia, in occasione del voto per le primarie, vince Ellis Klein, che ha sconfitto l'altro candidato Bonaccini, che aveva però vinto alle primarie tra i tesserati del partito. Oltre il 57% dei votanti siciliani hanno dato il consenso alla neosegretaria. A Palermo ha registrato oltre 10.000 votanti, sono stati 6.400 le preferenze per lei. Mentre la Schlein vince anche nelle province di Siracusa, Palermo, Enna, Catania, Caltanissetta e Trapani, Bonaccini nelle restanti province, Agrigento e Messina e Ragusa, hanno votato complessivamente 55.000 siciliani. Soddisfazione per la sua vittoria viene espressa dal deputato nazionale agrigentino Giovanna Iacono. Salutiamo con gioia la nuova segretaria del Partito Democratico Ellis Klein, afferma l'onorevole Iacono. Lei ha avuto ragione, noi ci abbiamo creduto sin dall'inizio, sentivamo l'entusiasmo della gente e avvertivamo la loro gioia nel sostenere la sua candidatura. Anche ad Agrigento ieri c'era tanto entusiasmo e molta folla ai gazebo, sito al Viale della Vittoria, in cui si votava. Certo, abituati un po' ad Agrigento a una mollezza intellettuale e di spirito democratico, stamattina sono venuto dalle 9 qui e sto assistendo proprio dalle 9 a proprio lo diciamo quotidianamente, un affollamento che non avrei mai immaginato. Certo, la gente ha bisogno e vuole manifestare sicuramente il proprio pensiero con la partecipazione a questa prova democratica di votare per le primarie, che è una novità in Italia, ma che sempre il PD, a cui è nato con le primarie, ha tenuto, e speriamo che questa partecipazione, ora tornando a livello nazionale, abbia lo stesso diciamo, percentuale di votanti. Bonaccini o Schlein? Ma vedremo stasera il risultato. Certo, sono due politiche apparentemente diverse e sicuramente l'importante è che ci sia per ora la partecipazione. Poi vediamo il risultato finale e vediamo di aderire in maniera più attiva, dicevo, anche in città, sperando che tutta l'Italia si muova e venga azzerato questo fatto negativo, quello dell'astensionismo che si è manifestato a settembre. Agrigento sta rispondendo molto bene, al di là anche delle nostre stesse aspettative, per carità, non solo dico per le preoccupazioni atmosferiche, ma anche perché non avevamo avuto prima di questa occasione la possibilità di avere un rapporto così intenso, così forte come questa mattina si sta manifestando. Noi siamo contenti di questo fatto, speranzosi e fiduciosi che da ciò possa venire fuori, diciamo, questa spinta. Già la città, ma non solo la città a questo punto riteniamo, ma la nostra provincia darà un contributo notevole. Ecco, sono partiti in 4, 2 sono arrivati al rush finale, Bonaccini e Schlein. Questo faceva parte delle regole, diciamo. Si è fatto bene a puntare non solo all'elezione degli iscritti come si è avuto nella prima fase, ma ad aprire attraverso il gazebo alla partecipazione più larga, alla partecipazione popolare, perché è di questo che ha bisogno il partito per potersi riorganizzare in forma nuova, con linfa nuova e vitale. Chi vincerà secondo lei? Si dà Bonaccini come preferito? Lo vedremo fra poche ore. L'importante è che la gente partecipi attivamente e manifesti questa spinta a voler ricreare le condizioni di una ripresa politica democratica e di sinistra nel nostro Paese. C'è una grande partecipazione, un grande interesse per un partito che si rivolge alla collettività, che fa partecipare alla vita, anche alle scelte importanti come quella la scelta di un segretario di un partito che è ben radicato nella società italiana, un partito di sinistra, per cui siamo contenti di questa grande partecipazione nella città di Agrigento e questo interesse che stiamo... Due candidati diversi, cosa rappresentano? Bonaccini, forse l'istituzione, Schlein l'innovazione?
No, no, questo non si è mai detto, non va detto, sono due personalità come le altre due che si sono confrontate al primo turno, di grandi capacità, con pensieri, di un pensiero politico in alcuni casi un po' divergenti, ma che chiaramente contribuiscono a creare un pensiero unico, contribuiranno a un pensiero unico di una linea di partito unico, perché il partito che tutti aspiriamo ad avere è un partito che sia coeso e presente nella società. Un partito che forse negli anni è stato troppo al potere, si è dimenticato della base, della periferia e ne ha pagato lo scotto con la vittoria forte del centrodestra? No, un partito che assumendosi molte responsabilità, in quanto l'Italia ha avuto delle difficoltà, vi ricordate dal 94 in poi, ha pagato lo scotto di essere un partito delle responsabilità e si è allontanato naturalmente dalla base elettorale del territorio.